L'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure riveste un ruolo strategico per la città e per l'intero Golfo. Il servizio, svolto a tutela del territorio e della corretta navigazione, è offerto ad un numero considerevole di diportisti, croceristi e appassionati del mare. Santa Margherita Ligure è l'ufficio che ha iscritte più barche, tra quelli che hanno iscritte più barche in tutta Italia, oltre 6.000 unità da diporto sono iscritte in questi registri. È un ufficio quindi che è al servizio dei pescatori, ma anche di tutti coloro che d'estate vengono qui in questi luoghi a trascorrere il loro tempo libero. La mareggiata del 29 ottobre scorso ha letteralmente distrutto la sede del Circomare San Margheritese, temporaneamente trasferito a Villa Durazzo. Superata la fase dell'emergenza, ora si sta lavorando alla ricostruzione e messa in sicurezza dello stabile. I lavori di ripristino dell'ufficio dovranno essere mirati non solo a ripristinare ciò che questa eccezionale mareggiata di qualche mese fa ha prodotto, ma anche a far sì che nel caso in cui accadesse qualcosa di estremamente importante come è accaduto mesi fa, ciò che è accaduto non avvenga più, cioè che non si distrugga questo ufficio, che peraltro è l'ufficio che deve dare sicurezza agli altri. A che punto è il progetto di ricostruzione della vostra sede? Sì, in questo momento il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Genova ha già terminato la realizzazione del progetto preliminare. Siamo nella fase in cui è in corso di stesura il progetto invece definitivo, che poi sarà quello che materialmente verrà messo a bando affinché possano poi partire i lavori. È prevista la durata di circa un anno, è un progetto molto importante per noi perché consentirà appunto di migliorare le condizioni di sicurezza della struttura, facendo sì che diventi, oltre che un presidio di sicurezza per gli stessi componenti della Guardia Costiera, anche un eventuale luogo di rifugio nel momento in cui si dovesse verificare un'emergenza, per far sì appunto che gli altri utenti si possano rifugiare all'interno dello stesso.